Dell'operazione denominata Grande Tagliamento sul giro di presunti appalti truccati per opere pubbliche nel nord-est del valore di 1 miliardo di euro, tra cui il ponte sul tagliamento della terza corsia A4, indagine avviate nel 2018 dalla Procura di Gorizia, era rimasta in piedi solo la contestazione di associazione a delinquere per 7 indagati, rappresentanti di gruppi e imprese di costruzioni tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il pubblico ministero Giulia Capella ha notificato la chiusura delle indagini a Roberto, Renato e Camilla Grigolin dell'omonimo gruppo Veneto, Alberto Santamaria della Super Breton SPA e Paolo Fornasier della Cogefor SRL, entrambe nell'orbita di Grigolin, tutti difesi dall'avvocato Bruno Malattia, Cristian Scarsini della Spiga SRL con sede a Tolmezzo, difeso da Sara Franchini, e Claudio Zerba dell'impresa padovana Ecovie SRL che si è affidato all'avvocato Maurizio Miculan. Nel 2018 la Guardia di Finanza del Comando regionale del Friuli Venezia Giulia aveva eseguito perquisizioni, sequestri e acquisizioni di documenti relativi a 150 gare di appalto per varie opere pubbliche, un centinaio gli indagati per i quali la prescrizione ha cancellato la contestazione di turbativa d'asta. Il pubblico ministero ha proseguito le indagini per il reato di associazione a delinquere. I 7 indagati sono accusati di essersi associati tra loro e con altri imprenditori del settore degli appalti delle opere pubbliche per lavori edilizi, stradali e assimilati nel Triveneto allo scopo di commettere una serie di reati di turbativa d'asta, frodi di pubbliche forniture e truffe aggravate in danno dello Stato. Tra le gare oggetto della contestazione nel periodo tra ottobre 2016 e dicembre 2018 spiccano lavori all'aeroporto di Ronchi dei Legionari per oltre 1 milione di euro, manutenzioni e asfaltature stradali in vari comuni dell'Isontino per quasi 2 milioni di euro complessivi, oltre 5 milioni per lavori sulla A23, 50 milioni per un bando triennale di manutenzione di tratti stradali in Veneto e Friuli appaltati da ANAS, 407 milioni di euro per il ponte sul tagliamento nell'ambito dei lavori per la terza corsia e ancora quasi mezzo milione di manutenzioni e ripristino di strade facenti capo a FVG Strade e manutenzioni e interventi sulla viabilità banditi dai comuni di Corno di Rosazzo e Tolmezzo. Gli indagati ora hanno 20 giorni di tempo per presentare memorie difensive prima che il pubblico ministero si rivolga al GIP per chiedere un probabile rinvio a giudizio dei 7 indagati per il reato di associazione a delinquere.